Eccoci qua. Ben trovati. Ragazze, ragazzi, signore, signori, tutti. nonne, nonni, tutti basta, quanti insomma, con noi. Grazie del vostro affetto Grazie. e del vostro amore. La puntata Sì. oggi, come vedi, abbiamo un po' di tutto, le uova, il È pomodoro, vero, la vedo. mozzarella. C'è un po' di Faremo tutto. un po' di tutto, faremo anche cose strane. Ah. Un po' cose come te, sai? Perché come me? Che Perché c'entra? saranno strane ma buone. Tu invece sei strana ma buona. No, voglio sapere perché è strana. Dai, sei strana. Dai. No, dimmi perché sono adesso strana. sei strana. No, ma che vuol dire? Ora Ma non strana, mi viene ma a qual è dire il che non sei motivo? strana, sei ma strana di che cosa? Quello che Dimmelo. fai Ma che cosa faccio? Ma non posso esimermi No, lo voglio dal sapere. salutare te. No, ragazzi, Te che di mi nuovo, guardi te che mi e guardi. mi inquadri, e anche te, e anche te, e anche te. Te al limone, Te al limone e te alla te pesca. alla Cioè, rabbia. adesso c'è questa. Ma poi, la nostra camera dell'artrosi cervicale. Oggi ho l'artrosi Mi cervicale. permetta, mi permetta. Vabbè, ragazzi. Cioè, qua. Guarda. Amica! Così, ragazzi, La non lo so, noi piccolina passiamo che è la 10 nostra camera minuti piccola. con i saluti E poi, alle telecamere. ultimo ma non ultimo che ci toglie dai malanni, Lo zio Gianni. lo zio Gianni che Gli è voglio sempre bene lì, un po'. pelato. Pelato. Ti sei affezionato un po' con lo zio? Sì, un po' gli voglio bene. Lui mi è allo zio venuto in Gianni. sogno e mi ha detto, me l'ha data lui l'idea. Chi t'ha Cioè, detto? tu lo sai che Desiree è strana, ma buona. Così, io ho No, detto- ma strana, ma perché? Sì, ho detto è buona la ricetta. Ma poi strana. scusami, che parole Strano. sono? Allora, Buona, come vedi, vabbè, questi sono dei... petti di pollo. dei... Petti di pollo. Petti di pollo. Sai che hanno arrestato un macellaio per oltraggio al pudore? Lo Che ha sapevi? fatto? Vendeva petti di pollo senza reggiseno. Ma possiamo chiudere prima questa trasmissione? Possiamo passare direttamente all'assaggio? Non ce l'hai? Sì. Non hai niente di pronto? Allora, oggi sai cosa facciamo? Dai, Per fare qualcosa di diverso, perché non fare qualcosa di diverso? dai. Allora, andremo a fare degli involtini di cotoletta. Involtini di cotoletta, Sì. scusa, involtini o cotoletta? Che significa È involtini? strano. E involtini. appunto, la puntata è strano ma buoni. Vabbè. L'abbiamo presente la semplice cotoletta, la cotoletta alla milanese, la cotoletta alla L'abbiamo bolognese. fatta in tutto vari abbiamo- modi. Vediamo cosa sappiamo inventarci ora. Innanzitutto, per una buona cotoletta ci occorrono Le uova, certamente. E ne prendiamo. E ne prendiamo 2. E prendiamo questa qui dove andremo a mettere il pan grattato. Sì. Prendiamo una bowl dove andremo a mettere le uova. Yes. E rompiamo le uova nel panare. Ci ha rotto le uova nel panare. Lo sai, no? Lo fai vedere di nuovo, aspetta. Di nuovo? Sì, rifalla tutta. No! No! Questo è un tuo Non numero. ci posso credevo. Mentre tu mi batti quelle uova, io metto questo pan grattato in this way, mi prendo un poco di aghi di rosmarino. Sì. E lo sai che faccio? Prendo questo Macini, che coltello, fai? scusa se ti passo davanti, Prego. e gli do una macinatina così. Guarda, è vivo vivo, scappa. Mi raccomando, Non è controlla. pronto. Ormai lo sai, no? Ormai la tua esperienza in cucina è fantasticamente. No. Vai. Ecco qua, Sei guarda. pronto? Come ti sembra? Impressionante. Come ti sembra? Aspetta. Pronto? Pronto? E ho messo del rosmarino qui, Pronto, guarda. ragazzi, Qui, me lo sento. Guarda, abbiamo messo un po' di rosemary. Mi dai the salt? Sì, quindi sale, pan grattato e rosmarino. E rosmarino. Bene, questo è un segreto per insaporire le vostre cotolette. Brava, Rosmarino, brava. così. Poi mi dai quel Percy, per favore? Questo. Prezzemolo. Tieni. Togliamo i gambi perché sono... Non mi correggete e dite che sbaglio l'italiano. I gambi non per dire i gambi. I gambi, non i gambi queste. I gambi del... Ma che stai dicendo? E qualcuno dice, scusa, si dice le gambe, non i gambi, Ma che capito? c'entra i gambi del E poi io specifo perché sennò è bene specifarlo, No, sai? non parlare, guarda, non parlare. È bene, niente. guarda, non ti so caro. Possiamo mettere i sottotitoli? Eh? Se uno li mette sotto non si vedono. Guarda, guarda, e qua. Ah, E una qua. piola, guarda. Allora ci vuole un altro colpetto.
Ma che Ecco qua, ridi? togliamo questo, dammi questo. E guarda che facciamo adesso. Prendiamo, basta, esagerando. Prendiamo, guarda, questa bella cotolettina così. Ci siete ragazzi? Scusami. Step by, By step. step. Prendiamo questo tianello così, e andiamo a mettere un poco d'acqua. L'acqua? Che fai con l'acqua, Ora scusa? lo faccio vedere. Quando devi usare il batticarne, L'udienza è tolta. Ma dai, mi fai il oppongo giudice. vostro onore. Fai il giudice. E allora, ecco qua, guarda. Andiamo a battere così. Prendiamo questo, lo mettiamo qua. Sì. E ci facciamo una bella panatura. Quindi uovo, L'uovo, pan grattato, le pan grattè. E cos'è? Ok. poi che Poi facciamo? guarda che facciamo. Prendi quel formaggio. Eccolo. Me lo tagli un parallelepipedo di formaggio? Ma certo, caro. Grazie. Esatto, sì. Più piccolo non c'è, più grande non Ho c'è il trovato coltello. questo. Come lo vuoi, così? No, a metà, dall'altro lato, dall'altro lato. Così, brava. Perfetto. Tieni. Ecco, mettilo qua e lo andiamo a involgere così. E andiamo a involgere così. Cerchiamo di fare una chiusura, anche se avremo bisogno di aiutarlo, e lo mettiamo qua. Prendiamo un'altra fettina. È un involtino di cotoletta. Esatto, abbiamo chiamato involtino di cotoletta. Batto io. Eh? Dai. Qua si fa? No, con la mano. Con la mano e bagni. Perché non fai qua direttamente, Esatto. scusa? Massaggiate il Tutta, pollo tutta. delicatamente. No, bagnate in modo che non si appiccica il Lo batticarne. bagnate in modo che non si appiccica e Il dreniamo i liquidi. Dai, basta. Mi sta andando. Non è che si rompe quella? No. Mamma, per favore, ho bisogno di una musica che possa contemplare questo momento incredibile della Desi che sta facendo. Brava, musica, brava. Ci abbasso. Mi taglio un altro pezzo, grazie. Vedi, la parte più larga è di qua e noi lo mettiamo così, vedi? Mi taglio un altro di quelli, così. Uovo. Così. Andiamo, prima sistemiamo questa, andiamo di uovo. Te lo stavi scordando, vedi? Non è vero, Ragazzi, non è vero. veramente, non ne posso più. C'è Andiamo una cosa di deve uovo. fare, Andiamo di uovo, nessuna doppia panatura, niente di niente. No, No. unica panatura. Unica panatura. Andiamo di uovo così, mettiamo questo, così, andiamo a chiudere un po' in maniera... Che formaggio è questo? così. Cos'è? Questo è caciocavallo ragusano, Caciocavallo. roba nostra. Senti, è facile questa ricetta, Sì, eh? semplice, facile, vedi? Questo lo mettiamo così. Ne facciamo un altro? Dai, giusto? facciamone un altro. Dai, prendiamo questa bella fetta. Almeno un altro. Dai, uno. Battuta di carne. Basta. Perché ho fatto la Vai battuta. avanti, vai avanti. La battuta. Senti, ma questo si fa perché? Così è più tenera la carne? Perché si allarga la foglia, si stringe la via, dite la vostra che ho detto la mia. Boh, vabbè ragazzi, non commento. Vai, andiamo. Non la posso prendere più. Eccola qua. Diamogli un'altra eliminatella a questa. Così. È un'ora così con il formaggio, scusa. Non lo prendi. Signore, io vi chiedo scusa. Te l'ho dato io. Stiamo arrivando a livelli veramente Mi incredibili. lasci così. Educazione. Mettiamo anche questo qui dentro così. Vediamo un po' alla maniera cinese, come 1000 volte vi abbiamo fatto vedere. Giusto? Diamo un sigillo qui. Allora, questa maniera di avvolgere la carne in cinese si dice Cingolomon di la Bolghi. Giusto. Cingolomon di la Bolghi. Chi la volghi?
il tempo che mi lavo le mani E siamo pronti? e già possiamo pensare, eccomi qua, mi asciugo le mani e facciamolo a involtino, a involtino. E com'è? Consigli. Consigli? Consigli. Consigli per i consigli? No, così non è involtino, così è cotoletta. E che devo fare? A involtino come lo diresti? Ma non lo capisco. Consigli. Consigli per i consigli, ragazzi. Non se ne può. Ok, Allora, abbiamo dato una pulita. Ti ricordi quel po' di uovo col pangrattato condito? Sì. Qui facciamo la frittatina che la nonna faceva quella alla che fine. per non buttare nulla. Brava. Poi andiamo a prendere 2 di questi, Sì. stuzzicadent. Però questo E qui, come li fai? questo qui ti faccio vedere. Andiamo a infilzare questi qua e andiamo a infilzare questi qua. Siccome questi sono, Li metti doppio? lo metto doppio, preferisco. E anche lì lo metto doppio. Così. Ecco. Ecco, mi piace, mi dici ecco come... Bravo. Bravo, cioè, Procedi anche con quello. Non sì. vorrei che si aprano. vabbè. Bravo. Che c'è? Questo sospiro... lo capisco che hai problemi di fare. Ecco, Ecco. e questi noi lo sai che facciamo? Che facciamo? Li mettiamo da parte. Perché a noi che cosa ci piace? Che la pietanza esca calda, Calda. al momento. E quindi la friggiamo poi all'ultimo, Al giusto? momento, sì, quando avremo pronte tutte e 2 le ricette. Allora, andiamo avanti Ora, con la seconda. La seconda cosa strana, Mhm. sai cos'è? Sì, cos'è? Eh? Cos'è? Sai che oggi dice, sai non mangio non mangio pasta, farinacei e queste cose qua, non le mangio, però... Ci hai pensato una pizza a base di albume montato a neve? No, non ci ho mai pensato. E allora la facciamo. Me la fai tu? La facciamo. Dai. Dai, prendiamo Allora, una magnifica boule come questa. sì. Poi Sì. ci presumiamo di una presunzione di questa. Esatto. Giusto? Così, così. Perfetto. E questo è uno. Andiamo dall'altro lato che Lo attacchi abbiamo qui? questa spina qua. Ecco. Così. Attacchiamo qua. E cominciamo a prendere un'altra scodellina Sì. dove andremo a recuperare i tuorli perché ci serve solo Solo il bianco. il white, per cui Ecco, rosso e bianco. qua. Guarda che hai fatto, c'è una buccina, guarda. Ah, la buccina c'è. Vai, fai attenzione per favore. Bianco, Bianco. bianco, fai attenzione che ti cade. Rosso. E lei mi fa smuovere i nervi lei. Bravo. Adesso mettiamo qua. Bianco. Guarda, guarda, guarda. Non lo fare cadere, non lo fare cadere. Non lo fare cadere, non lo contaminare. Bianco, rosso. Bravo. Occhio, occhio. Bianco. Guarda, ce n'è un altro po', guarda, guarda. Ah, rosso. Mi dai il Swan on Ice? Certo. Questo lo spostiamo qui, poi lo utilizziamo. Devi premere questo per avviare. Sì. Mi correggi con un po' di sale? per Metto favore? sale qui? Ancora? Un altro po', sì, sempre. È il segreto quello della forchetta? No, è il segreto di capovolgerlo, ma Ah. ancora non ci siamo. Vedi? Eccolo. Eccolo. Ci siamo? Dai, prima che la neve si scioglie, sbrigati.
E voilà. Prendiamo questa teia, Sì, mi dai l'olio? certo. Andiamo a fare una spruzzatina di olio in base, si pennelliamo in questo modo, così, e andiamo a mettere, grazie a una Marisa che tu mi darai, Certo. andiamo a mettere il composto così. Allora, Ci potremmo aggiungere dell'amido, va bene? per fare che? Per addensarlo un po'? Ma non è necessario, credete. Se però non volete mangiare carboidrati, Cioè, ma fai solo non così, volete- quindi è Sì. una pizza super light. Ma lightissima. Giusto? Non ve l'ha mangiata a questo punto. Non ve l'ha mangiata a fare. E invece io dico che sarà buonissima, sai? Anche perché C'è la farina? No. C'è No. l'uovo? No. non c'era il tuorlo, C'è il tuorlo? No. è assolutamente proteica. Oggi va questa cucina proteica, mangiare Sì, le molto proteine. fit. Molto fit. No, invece la devi mettere bella larga. Se la metti fit. Fit. Ah, e vi devo dire una cosa pure. Vai. Se prendete questi albumi così, guarda, e li lasciate così in forno, per esempio, così. Tipo a nuvoletta. Fate dei paninetti. Ah, che Ti puoi carini. accompagnare Dei con paninetti quello così che di vuoi. aria. Sì, sì. Buoni. La che scema. Cioè, tipo un po' fare così. Buono questo panino. Cosa? Questo, non lo vedi? Puoi assaggiare? Assaggia. Signori, non voglio dire quello che penso perché pensando si dice quello che uno pensa. Dai, non dire E io non niente. voglio Va pensare. bene, quindi abbiamo preso questi Avete albumi, visto? montati a neve, messo su questa teglia e stiamo facendo, pazzesco, una pizza, cioè senza La base è niente. proprio la pizza. Ok? La base è senza niente, così, solo l'albume. E quindi tutte In forno voi quanto ci sta? 180 gradi 20 minuti, No, ragazzi. stavolta dobbiamo andare No, a me lo cambio 220, apposta, non è a vero, 220 180 gradi, per un 20 5 minuti. guarda. 220 Solo per 5 un minuti? 5-10 minuti, sì. E certo, perché Nel niente. frattempo lei cucina. Sì. Dobbiamo preparare il condimento per questa Dai, pizza. certo, come la facciamo, Margherita? Questa la togliamo. Togliamo Mi dai anche quell'altra questa. bulla? No, Tieni. questa va bene. Questa non ti va bene. serve? Andiamo Allora, a affettare del pomodoro. sì, No? Ogni coltello è nato per e lo una sua sapete funzione. ragazzi? Questo è per affettare. Guarda. Vediamo questo e facciamo delle fettine non molto grosse perché devono andare Sottili. in seconda cottura. Vedi? Così belle sottile. Sottilissime. Sì. Vabbè, allora questo pomodoro l'abbiamo fatto a fettine sottili. E lo mettiamo qui. Giusto? E lo mettiamo qui. Mm. Adesso mi dai gentilmente del Reagan, ex presidente degli Stati Uniti. Ok. Olive oil, E sale. salt, basil. Bello basilico di Francia. Bello, ci mettiamo. mettiamo. Vedi, questo coltello non è buono per No, questo. Ci vuole per il questo. basilico, appuntate, per il basilico ci vuole il coltello Non per cinese. il basilico, ci vuole un coltello panciuto. Panciuto, scrivete. Giapponese possibilmente. Coltello da pesto, diciamo, va. E c'è cinese o giapponese? Questo è giapponese. Giapponese. Questo coltello si chiama Hamachido Onuju. Scrivete. Prendete appunti. Hamachido Onuju. Va bene. Il sale Allora, glielo abbiamo messo, gliel'hai dai un messo. cucchiaio. Andiamo a mescolare questo così. E abbiamo creato già un bel composto che darà tanto sapore e tanto fervore. Sì, Ora cosa facciamo? Ci serve della mozzarella. Perché abbiamo usato questa mozzarella? perché? Perché è una mozzarella che ha poco latte, E quindi? più per pizza, e quindi così non ci cede molto latte in cottura, dato che parliamo di una base basilicata. Bene, Chiaro? chiaro? E andiamo a tagliare questa mozzarella a rondelle.
in questo modo così. Così, Questa a panetto perché è meno umida. brava. Quel Ma discorso come è che lo sapevi? dell'umidità. Mi dispiace che non l'ho detto io, ma hai fatto bene a dirlo tu. Giusto? Sì. Oppure comprate il coso, l'aria sana, quello lì per l'umidità. Buona. Anche questa è buona. Prima Allora, di tirare fuori la pizza, sì, guarda che ti faccio. che mi fai? Metti in frittura? Andiamo a mettere questi in Mamma mia, così. così e così. Ah, che Cioè meraviglia. meravigliosamente. Eh? L'olio bollente. Questa facciamo una cosa. Sì? Ci mettiamo un po' di carta indesulated. Per tirare fuori la frittura? Esatto. Mi dai una pinza? Grazie. Certo, tieni. E una forchetta. È una forchetta. E una forchetta. E guarda che sono belle, guarda che bello! Tu sei? Mamma mia. E intanto tiriamo fuori la pizza. La pizza. Ecco qua. Vediamo com'è. Guarda, Bella. guarda. Andiamo a mettere. Lo faresti questo lavoro Che per devo me? fare? Questo per me. Giro a chiudere. A giro così? A chiudere, sì. Metto anche il pomodoro? Sì, a coprire la mozzarella. Sopra la mozzarella, giusto? Coprire la mozzarella. Puoi farlo anche con le mani. Dai, con le mani, ma dove sei dai, abituato? Però non è che dove sono abituato. Per Ah, sbrigare. gliene metti tanti? No, le metto però, vedi, poi le divido, ma le prendo tutte insieme. E faccio così, vedi? E alla via così a far sciogliere la mozzarella. Ecco. Quindi questo ritorna in forno, giusto? Questo torna in forno. Queste le stiamo La tirando frittura fuori. è pronta? Sì, Mamma mia, che guarda bontà. che bellezza. Ecco. E voilà. E voilà. Ci date tempo 2 secondi che puliamo e, E siamo da assaggiamo. voi. E tiriamo fuori la pizza senza farina, senza impasto. Senza niente, ragazzi. Così. Senza niente. E così. Pronta? Non Come ci è credevi, venuta? eh? Allora, Non ci l'aspetto, devo credevi, dire, eh? non è male. Vedremo l'assaggio, vedremo l'assaggio. Allora, aspetti che si riprende. Vedremo l'assaggio. Vedremo l'assaggio. Allora, io Allora. comincerei. Questo ancora è troppo caldo. Cominciamo da quello? Cominciamo da Ti questi. serve un piattino? Che Ci dici? penso io, ci penso. Ci pensi tu? Ci penso. Allora, quindi, Ti prendo un piattino e ti prendo che abbiamo fatto un cucchiaio, mi dai un cucchiaio di forchetta a te. e abbiamo fatto questi voltini di cotoletta. Mamma mia, ragazzi. Ma che guarda. ricette vi facciamo? Ma guarda, Ma che cosa vi prepariamo? Prego. Ditemelo. prego, Che cos'è? Guarda quel Guarda. formaggio. guarda, la cotoletta dentro, Eh? il prezzemolo, il Reagan. Abbiamo fatto una cotoletta diversa, anziché la solita, no? Abbiamo fatto la cotoletta alla bolognese, cotoletta alla milanese e questa è la cotoletta alla desinese. Guarda. Guarda qua. Aspettiamo Ah. un taglio, quelli come fanno i cuochi di livello, no? E poi lo giriamo così. Come vedete ho usato un formaggio semisecco perché non deve fondere, perché se fonde, dato che non sono chiusi bene, uscirebbe nell'olio e faremmo un macello. Invece così vedo che non stanno piacendo. Abbiamo detto Che non ti piacciono. no, la mozzarella, ad esempio. No, la mozzarella. Giusto? Giusto. Sai quel rosmarino a scelta vincente Esatto, proprio. esatto.
vincente. Esatto. E lo sai che la scelta vincente di chi è questa scelta È vincente? mia. Del mio amato collaboratore Flavio. Veramente? Mi ha detto aggiungiamolo un po' di rosmarino, perché io non gliel'avevo messo e aveva ragione. Mamma mia, quel Flavio, Hai ragazzi. visto? Guarda. Guarda che c'è qua. Beh, abbiamo finito, no? Mm. Scusi, posso togliere, vero? Ah! Io prendo una forbice per non rovinare. Scusi signora, se quando ha finito, lei non è che assaggia, lei mangia, signora, proprio voce del greco, io mangio. Buono. Prendiamo un altro piatto? Vai, Lo prendi tu? va bene. E vabbè, prendilo tu, dai. E vabbè, prendilo tu, dai. Una Una vera pizza. bontà, ragazzi, una vera bontà. La pizza è fina fina, chiaramente non viene un prodotto croccante, questo non ve l'aspettate. Ma è quell'alternativa a chi dice non voglio mangiare impasto, farina, lievito, queste cose qua. E ti ho fatto un'alternativa. Mi dica, vabbè carino, mi dica. Leggera, hai fatto una cena, Bravo. E rimanete leggeri. economicissima, rimarrete tanto leggeri che dopo che ne avete mangiato due direte ma quando si mangia? Sì. E facciamo i saluti col filo del telefono. Buona. A dopo, ci vediamo, ci saremo con voi sempre. Involtini di cotoletta, 4 fette di petto di pollo, 100 g di caciocavallo semistagionato, 2 uova, prezzemolo, pangrattato e farina quanto basta. Pizza senza farina, 250 g di albume, 5 g di sale, 150 g di mozzarella, basilico abbondante, olio evo, sale e pepe quanto basta